Assessore Zilli, il crack delle cooperative trova una risposta di sportello adesso. Sì, grazie all'impegno che Regione Friuli Venezia Giulia ha messo a terra assieme al braccio operativo irrinunciabile delle Camere di Commercio abbiamo avviato l'iter per le domande. Si tratta di una dotazione finanziaria importante, abbiamo destinato 17 milioni di euro per questa misura di aiuto sociale, garantiamo quindi a una platea di 15.000 persone i ristori che possono raggiungere l'88% delle somme che sono state nel tempo appunto oggetto di ammanco. Questa è un'operazione che ci vede primi in Italia come regione per creare una misura di sostegno, siamo vicini a queste famiglie, lo volevamo fare fin dal primo minuto, oggi finalmente è messa in opera questa iniziativa. Le domande possono essere fatte fino al mese di febbraio e gli accrediti saranno possibili dal mese di maggio. La macchina delle Camere di Commercio sul territorio ha garantito l'apertura di sportelli, sappiamo già che le domande sono numerose, quindi l'invito è continuare a presentarsi, chiarire eventuali dubbi, ma il modello di presentazione della domanda è molto semplificato e quindi confidiamo che ci sia una grande partecipazione senza intoppi.